sull'appartenenza del ghiaccio della Marmolada, lunedì il Consiglio regionale è convocato sul posto per difendere i diritti del Veneto, il PD solo propaganda, non ci saremo, il Movimento 5 Stelle andremo ma voteremo contro. Olimpiadi invernale, Cortina e Milano alle prese con il tira e molla di Torino, la settimana prossima l'ultimo tavolo a 3 prima di chiudere la partita, Salvini promette l'Italia ci sarà. Stamani a Venezia il commovente addio al 13enne morto sul muletto ribaltatosi in un cantiere, il parroco non era un ragazzo spericolato, la mamma sconvolta dal dolore. Schianto tra una vettura ed uno scooter, ieri sera a Selvazzano muore il 70enne delle due ruote, l'automobilista aveva un tasso alcolico superiore alla norma. Spazio in Campomarzo a Vicenza, le telecamere della polizia immortalano lo scambio di droga tra un pusher con i suoi clienti. L'Italia fra 100 anni potrebbe vedere crollare la propria popolazione a poco più di 16 milioni di abitanti, l'inquietante proiezione emersa al Festival della Statistica di Treviso. Singolare dimenticanza dei parenti a un matrimonio a Treviso, mancano le fedi, il parroco costretto ad allungare la cerimonia per consentire di andare a recuperarle e sposare la coppia. Ieri sera a Padova il concerto del grande violinista Uto Ughi con i solisti veneti per celebrare il maestro Claudio Scimone, morto il 6 settembre scorso. Buonasera e ben ritrovati a questa edizione del nostro telegiornale, lo avete dunque sentito dai titoli, la polemica sull'appartenenza del ghiaccio della Marmolada, lunedì Consiglio regionale a 3.000 metri per difendere i diritti del Veneto su un patrimonio che oggi significa anche turismo e indotto. Il PD non ci sarà e parla di inutile passerella, i 5 Stelle saliranno in alta quota per votare contro la mozione in discussione. La storia non è acqua e traccia chiaramente la storia di questo confine, che è un confine chiaro, sacro per noi veneti. Confine sacro, per marcarlo lunedì mattina alle 11 il Consiglio regionale del Veneto si riunirà in sessione straordinaria sul posto, al Museo della Grande Guerra di Punta Serauta, 2950 metri di quota da raggiungere in funivia, aperta eccezionalmente per l'evento. Appuntamento per la partenza alle 10 con i consiglieri leghisti che si presenteranno compatti per approvare la mozione che affida alla Giunta il compito di far rispettare il protocollo d'intesa firmato dai governatori nel 2002 che fissa la divisione del ghiacciaio, attribuito invece in toto lo scorso maggio da un parere dell'Agenzia del Territorio al Trentino. Noi non siamo guerrafondai, veniamo dalla storia della Repubblica Veneta, 1100 anni di storia e più, mai andati a far casini in giro per il mondo, ma pacificatori, gente che guarda con pragmaticità le cose. Noi non vogliamo far muro contro muro con i trentini, però dal 1778 è chiaro che nel ghiacciaio sono fissati i confini. E fin qui la storia, ma in questa battaglia c'entra ben altro, secondo il governatore. Il ghiacciaio finché non era produttivo non interessava a nessuno. Adesso il ghiacciaio è sport invernali, montagna estiva ma anche sci estivo e quindi è ovvio che quello che nel 1778 e successivamente era di interesse zero, oggi è interessante. Noi dobbiamo andare avanti però e difendere i confini del Veneto. Non saranno presenti i consiglieri del Partito Democratico che parlano di trovata propagandistica senza senso e attaccano. I problemi della montagna sono spopolamento, strade, ospedali, autonomia, altro che i confini. La Regione dia risposte anziché organizzare inutili passerelle. Se il PD sarà assente a quella che ritiene una perdita di tempo, saliranno in alta quota, ma per scandire il loro no, quelli del Movimento 5 Stelle, con gli stessi motivi di dissenso. Quella che poteva essere un'occasione per parlare davvero dei temi della montagna veneta è stata gettata al vento, dicono i consiglieri. Onoreremo la memoria di tutti i caduti della Grande Guerra con la deposizione della corona d'alloro e naturalmente voteremo contro la mozione sulla Marmolada perché è inutile. Ed ora parliamo del caso Olimpiadi invernali, situazione sempre più ingarbugliata per Cortina e Milano, alle prese con il tira e molla di Torino. La settimana prossima l'ultimo tavolo a 3 prima di chiudere la partita in un modo o nell'altro. Se il governo era disposto a fare la sua parte con 3 soggetti organizzatori, perché non dovrebbe farla con 2, 1,5, 2 3/4? Per parte mia farò il possibile. Una proposta di candidatura olimpica italiana ci sarà. L'unica certezza è questa, lo dice il vice premier Matteo Salvini sul palco della manifestazione nazionale di Fratelli d'Italia a Treiu. È solo l'ultimo tassello di un puzzle ingarbugliato che sta facendo venire il mal di pancia al Veneto e agli operatori turistici ed economici veneti, soprattutto quelli della montagna.
L'ultimo chilometro della maratona verso le Olimpiadi invernali 2026, ma anche il più difficile, con 2 a gareggiare alleate, Milano e Cortina, e la terza, Torino, persa per strada. A me piaceva l'idea di una Olimpiade italiana, di tutte le Alpi, che partisse in Piemonte e arrivasse in Veneto, continua Salvini. Sarebbe stata una vetrina per tutto il mondo. Qualcuno ha avuto paura e ha sbagliato. Io non vivo la politica con paura e non ho perso la speranza. Sulla fine del tridente si era espresso anche il sottosegretario leghista Giorgetti. Io settimana scorsa ho mandato una bozza di protocollo di intesa alle 3 città chiedendo di sottoscriverlo. Se lo sottoscrivono può rinascere, ma mi sembra che non siano intenzionati a farlo e quindi la vicenda è chiusa. Ma forse uno spiraglio c'è. Sembra che si stia organizzando per la settimana prossima l'ultimo tavolo, l'ultimo vertice per chiudere in un modo o nell'altro la partita a 3. L'ultima spiaggia prima di accantonare definitivamente Torino, con il capoluogo piemontese schiacciato dalla schizofrenia 5 Stelle, tra chi la vedrebbe bene candidata da sola, come ha ammesso ieri il ministro Toninelli, e chi, sindaco appendino in testa con il supporto di Di Maio, proprio non ne vuole sapere. Il nodo è quello dei finanziamenti, ma Salvini su questo è chiaro. Io penso che ci sia una marea di privati che è pronta a mettere il loro contributo perché il prodotto Italia nel mondo è incredibilmente atteso. Il caos comunque resta e dubbi anche, una situazione che non piace a Zaia, ma non solo. Su questo punto è arrivato anche il sostegno del deputato bellunese pentastellato Federico D'Inca. Sono convinto, ha detto, che ai prossimi tavoli di confronto con il governo si potrà tornare a parlare di finanziamento alla candidatura di Milano e Cortina, una volta che le acque si saranno calmate. Ma il tempo stringe, il Comitato Olimpico Internazionale attende, ma ancora per poco. Poi sarà scelta sulle candidature e non si potrà più tornare indietro. Ed ora parliamo invece dei Mondiali Ciclismo 2020, a poche ore dal termine della presentazione delle candidature fissato per martedì 25, Regione e Comune che scrivono in extremis al presidente del CONI Malagò chiede il rinvio dei termini per poter candidare Vicenza. Ultimo chilometro, il momento più emozionante di una corsa ciclistica, sia che i corridori viaggino in gruppo compatto o in pochi, in fuga. È questo il caso di Vicenza e del Veneto, rimasti soli verso il traguardo dei Mondiali di Ciclismo 2020. In queste ore allo sprint invieranno al CONI la richiesta ufficiale di intervenire sull'UCI, l'Unione Ciclistica Internazionale, per posticipare la decisione sulla candidatura di Vicenza ai Mondiali del 2020. Noi intanto formalizziamo una richiesta di rinvio al Presidente del CONI Malagò, che credo da italiano non abbiamo dubbi che tenterà di raccoglierla e di avanzarla poi alla Federazione Internazionale e quindi poi di conseguenza presenteremo le nostre garanzie come già stato anticipato dal Governo. Fiducia nel CONI, sfiducia nella Federazione Ciclistica Italiana, che sembra essersi dimenticata di una città, di una provincia e di una regione dove la bicicletta è nell'anima di tantissimi. Escludere una città in anteprima, prima di capire cosa succede, qual è la decisione finale, non ci sembra proprio corretto. Vicenza ha tutte le carte in regola, ha detto l'assessore regionale allo sport Cristiano Corazzari. La posizione del presidente della Federazione Ciclistica Italiana Renato Di Rocco credo sia ampiamente superata dai fatti. Risorse e garanzie economiche per l'organizzazione del Mondiale sono state assicurate da governo e regione e il territorio è pronto. Fiducioso che si andrà a buon fine per i Mondiali? Prudente ma fiducioso. Siamo alla cronaca, questa mattina a Venezia centinaia di persone hanno dato l'ultimo saluto a Cristiano, il 13enne morto domenica scorsa in un tragico incidente all'interno di un cantiere. Mamma Roberta alza gli occhi al cielo come a cercare lo sguardo del figlio. Sarà una festa di rinascita e resurrezione, aveva promesso alla vigilia, e centinaia di persone sono accorse nella chiesa di San Nicolò dei Mendicoli a Santa Marta per rispondere al suo appello e celebrare la vita di Cristiano Lucchini, il 13enne veneziano schiacciato da un muletto in un cantiere dove era entrato per gioco. Il fatto tragico e drammatico con cui si è chiusa la sua vita potrebbe farcelo dipingere come un po' spericolato, ha detto il parroco Don Paolo Bellio, ma noi che l'abbiamo conosciuto sappiamo che non era così, solo un ragazzo vivace e curioso, come è giusto che sia a quell'età. Cristiano ha vissuto circondato dall'affetto dei molti amici dai quali aveva saputo farsi amare, come testimoniato dai numerosi e sentiti interventi durante la cerimonia che lo hanno ricordato come un compagno divertente capace di strappare ogni giorno il sorriso di chi lo circondava con tanti piccoli gesti. Ho pensato molto a quello che è successo, ha confessato un coetaneo, e se potessi tornare indietro a quel giorno direi a Cristiano di andare a fare un giro in barca, ma tornare indietro non si può. Allora tutte le volte che sarò annoiato e mi verrà in mente di fare una stupidaggine, penserò a lui e andrò a fare un giro in barca.
Presente alla cerimonia anche il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, che ha portato il cordoglio di tutta la città. Ad accogliere il feretro fuori dalla chiesa una folla commossa che ha voluto dire addio al giovane con un'ultima canzone, Dove sei di Federica Carta. Poi Cristiano è partito in barca per il suo ultimo viaggio, accompagnato ancora una volta dalla madre che in un messaggio su Facebook ha ringraziato chi le è stato vicino in questa giornata. I tuoi amici, ha scritto rivolgendosi al figlio, ti hanno ricordato in un modo che mi ha riempito il cuore d'orgoglio. Ancora una tragedia sulle strade della provincia di Padova, un 70enne ha perso la vita in sella al suo scooter, alla guida della vettura un 39enne con un tasso alcolemico superiore alla norma. Sentiamo. Un 70enne ha perso la vita in uno scontro tra il suo scooter ed un'automobile in via Pelosa a Caselle di Selvazzano. L'impatto particolarmente violento è avvenuto all'altezza dell'incrocio con via Fermi. Luciano Zanotto, molto conosciuto nel quartiere di Chiesa Nuova, dove prestava servizio come volontario della locale squadra di calcio, è stato sbalzato diversi metri più avanti. Il mezzo sul quale viaggiava si è spezzato in più parti. Inutili tentativi di rianimazione dei sanitari del 118, prolungatisi per circa mezz'ora. Il conducente del mezzo coinvolto nell'incidente ha registrato un tasso alcolemico superiore al consentito e indagato per omicidio stradale. Quella di Selvazzano è la sesta vittima di incidenti stradali in appena una settimana in provincia di Padova, una settimana nella quale un 18enne ha perso la vita in uno scontro in moto a Vigo d'Arzere, un automobilista è rimasto vittima del tamponamento tra il suo veicolo e una cisterna sulla A13, un 33enne è morto uscendo di strada Piazzola sul Brenta, un ciclista di 62 anni è stato travolto da un camion sulla Conselvana a Maserà, fino alla tragedia di San Martino di Lupari, nella quale ha perso la vita il piccolo Martin Fior di 8 anni, investito dallo scuolabus all'uscita delle lezioni. Ma il dramma è molto più ampio. I morti sulle strade della provincia di Padova dall'inizio dell'anno sono più di 40. Il tragico incidente nel quale ha perso la vita, lo avete sentito prima, un bimbo a San Martino di Lupari, la procura non procederà nei confronti dell'autista. La procura ha concesso il nulla osta per la sepoltura di Martin Fior, il bambino di 8 anni che ha perso la vita investito dallo scuolabus a San Martino di Lupari. Il sostituto procuratore ha deciso di non esercitare l'azione penale nei confronti dell'autista del pulmino dopo aver analizzato il rapporto della polizia locale e la relativa documentazione. Il mezzo procedeva a velocità molto basse e le circostanze sarebbero state tali che l'autista non avrebbe potuto evitare l'investimento. Ci spostiamo nel Trevigiano, la mamma affida i figli ad un vicino di casa, un 30enne, e lui dopo aver messo a letto il bimbo abusa sessualmente della ragazzina di 14 anni, condannato per violenza sessuale a 9 anni di reclusione. La Corte d'Appello ha ora ridotto la pena di 18 mesi. Per 4 mesi ha costretto la ragazzina di 14 anni ad avere rapporti sessuali con lui. I fatti risalgono tra l'ottobre 2012 e il febbraio 2013. La mamma spesso si doveva assentare da casa per andare a fare assistenza domiciliare. Così aveva pensato di lasciare i suoi figli, un bambino e la 14enne, al vicino di casa che all'epoca dei fatti aveva 30 anni. L'uomo, approfittando della fiducia della donna, aveva avvicinato la ragazzina fino ad abusarne sul divano quando il fratello era a letto. A fare venire a galla la grave vicenda, la confidenza dell'adolescente ad un'amica di famiglia. Messo alle strette dalla mamma e dal vicino di casa, aveva ammesso tutto giustificandosi così: sì, l'ho fatto, ma l'ho fatto piano. L'uomo, al termine del processo, fu condannato dal Tribunale di Treviso a 9 anni di reclusione per violenza sessuale su minore. Una pena che ora i giudici della Corte di Appello gli hanno ridotto di 18 mesi, 7 anni e mezzo complessivi, accogliendo le richieste difensive dell'avvocato Benedetto Pinto. Ci spostiamo adesso nel Vicentino. Sputa la droga dalla bocca e la vende. Un video immortale allo spacciatore che in pieno giorno in campo Marzo spaccia senza alcuna remora.
Immagini di spaccio quotidiano a cielo aperto sotto gli alberi di Campomarzo, ad immortalare il nigeriano che senza alcuna remora scambia stupefacenti per soldi e questa volta la polizia. Immagini che incastrano l'uomo che non potrà sfuggire al blitz che in quel momento è in corso. Droga, marijuana, cocaina, eroina, consumata dai tanti tossicodipendenti che hanno fatto di Campomarzo la loro zona di acquisto ed anche di consumo, come peraltro un altro video shock della scorsa settimana mostra. Era il 12 settembre questo video di alcuni tossicodipendenti che si drogano tra le giostre della Fiera degli Otto sotto lo sguardo indifeso dei bambini aveva fatto scalpore. La risposta della questura però non è tardata ad arrivare. I soggetti sono stati immediatamente identificati e devo anche dire non è stato particolarmente difficile perché sono degli abituei di Campomarzo e ho immediatamente irrogato quei provvedimenti che sono di competenza dell'autorità provinciale di pubblica sicurezza. 70 le volte in un anno che l'uomo è stato controllato, per lui essendo residenti in città e esattamente al carcere San Pio X, nonostante in realtà sia libero di girare per Vicenza, è stato emesso un avviso orale. Per la ragazza residente in altro comune invece è stato emesso il divieto per 2 anni di entrare in città. Continuiamo con la cronaca. Hanno picchiato e rapinato un parrucchiere, denunciati dai carabinieri di Padova 3 rapinatori tunisini irregolari. Irregolari e violenti fino alla rapina aggravata. 3 tunisini di età compresa tra i 22 e i 33 anni sono stati denunciati dai carabinieri di Padova dopo aver picchiato e rapinato del cellulare un parrucchiere di via Manzoni, vicino a Prato della Valle. La vittima ha anche subito il danneggiamento di una poltrona e della vetrina per un danno complessivo di circa 1.500 euro. Da tempo il terzetto si era stabilizzato dal parrucchiere, un 39enne marocchino residente regolarmente in città, utilizzando la sua attività come punto di ritrovo e disturbando la clientela. L'invito ad andarsene è quindi sfociato nell'aggressione. Pizzicati mentre rubavano i sacchi di indumenti destinati ai poveri, i carabinieri arrestano 4 persone in flagranza. Sandrigo, rubavano i capi destinati ai poveri. I carabinieri arrestano 4 persone mentre si impossessano di svariati capi di abbigliamento. Sono le 10 del mattino quando la pattuglia dei militari nota alcuni soggetti mentre caricano in un furgone svariati sacchi di indumenti lasciati fuori dalle abitazioni e destinati al ritiro da parte del personale dell'associazione benefica Avida Onlus. Appurato che i 4 a nulla avevano a che fare con l'ente, sono stati arrestati per il reato di furto aggravato. Dopo il rito per direttissima sono stati rimessi in libertà in quanto non considerati pericolosi. Ed ora ci fermiamo, c'è la pubblicità. Rieccoci nuovamente in studio, sono entrambi soddisfatti, i sindaci di Treviso e Oderzo, della prospettiva di chiudere il centro accoglienza per migranti nei loro territori, ma la prima cittadina di Oderzo mette in guardia: il problema dei profughi rimane. Massima fiducia e massimo ringraziamento a Salvini che intanto ha ridotto gli ingressi e quindi permette di fare di questi discorsi. Parte da qui la risposta del sindaco di Oderzo Maria Scardellato alle dichiarazioni del prefetto di Treviso Maria Rosaria Laganà, che ai nostri microfoni, prendendo atto della riduzione del numero di migranti sbarcati sulle coste e quindi inviati nei diversi territori italiani, ha prospettato la progressiva chiusura dei centri di accoglienza, aggiungendo che tra l'ex caserma Zanusso di Oderzo e l'ex Serena ai confini tra Treviso e Dosson, la prima struttura a essere chiusa sarebbe proprio quella di Oderzo. Non è una gara tra noi e Treviso, sarà una valutazione di opportunità oggettiva, obiettiva, in relazione sia alle condizioni delle 2 caserme sia anche in condizione rapporto tra il numero dei richiedenti asilo e il numero degli abitanti. Non dobbiamo essere in concorrenza Oderzo e Treviso, anzi siamo dalla stessa parte e quindi l'obiettivo è comunque di chiuderle entrambe. Sentire un prefetto che parla di chiusura dei centri di accoglienza è una notizia positiva. Mi va bene che cominci da Oderzo, la inviterò già nei prossimi giorni a visionare anche tutti quei centri di accoglienza che ci sono nel nostro territorio comunale e che non sono la caserma Serena, perché ci sono tutta una serie di criticità legate a degli altri hub un po' più piccoli che stanno creando diversi problemi nel territorio e richiedono sicuramente l'intervento anche del prefetto. Il sindaco di Oderzo tuttavia torna a mettere in guardia rispetto al fatto che la chiusura di questi grossi centri, dice, non basterà a risolvere la questione migranti che anzi esploderà in tutta la sua gravità. Il problema da affrontare adesso comunque è
come gestire coloro che hanno ottenuto lo status di rifugiato e che quindi rimarranno nel territorio e dovranno farlo con un'abitazione e con un lavoro. L'Italia fra 100 anni a condizioni invariate rispetto ad ora potrebbe veder crollare la propria popolazione, arrivando a poco più di 16 milioni di abitanti rispetto ai 59 milioni 423 mila attuali, un puro esercizio statistico che secondo gli studiosi deve far riflettere però sulle politiche della natalità e il sostegno alle famiglie. L'inquietante proiezione è emersa oggi a Treviso nella seconda giornata del Festival della Statistica. In un programma informatico sono stati inserite il tasso di fertilità attuale, l'attesa di vita dei bambini nati oggi per capire con tutte le altre condizioni alla pari quante persone abiteranno la penisola nel 2018. Poco più di 16 milioni è stato il responso, perché ciò si verifichi tra 100 anni, anche se già tra 20 anni saremo comunque 8 milioni in meno, dicono gli esperti. Solo uno dei tanti volti della statistica, una scienza che di fatto orienta ogni nostra scelta, e non molti sanno che l'ente nazionale è nato proprio nella Marca trevigiana. Ancora troppo pochi sanno che chi ha inventato l'istituto che determina molte scelte degli italiani, l'Istat, è nato a Motta di Livenza e con lui di fatto lo studio della statistica. È nata con Corrado Gini a Motta di Livenza e quindi da lì è nata la principale scuola italiana di statistica, da lì è nata l'Istat, da lì è nata la Società Italiana di Statistica grazie a Corrado Gini, ed è proprio in ricordo di Corrado Gini che è iniziata la prima edizione e siamo alla quarta edizione. Numeri che sono di scena in questo fine settimana in città con una serie di iniziative nelle piazze, tutte dedicate alla divulgazione di questa scienza che, volenti o nolenti, orienta le nostre scelte. Dalle più banali a quelle più importanti, non a caso tra i temi in dibattito è la statistica e la falsa informazione, o come si dice, le fake news. Cosa c'entrano le fake news con la statistica? Allora, le fake news si basano su dati che sono sostanzialmente errati. Allora, l'utilizzo errato di dati porta a queste conclusioni e bisogna assolutamente saper usare bene i dati e avere la qualità dei dati è fondamentale. Con dati sbagliati si arrivano a conclusioni sbagliate, ahimè. Appunto, lei ha preso per esempio i vaccini. I vaccini è una situazione chiarissima di fake news. Sostanzialmente esistono studi scientifici, soprattutto medici, quindi statistico-medici, che dimostrano che non esiste nessuna correlazione tra vaccinazione e autismo. Quindi raccontare queste fandonie è una fake news. I sabati di settembre sono con quelli di aprile e maggio, quelli tipici per i matrimoni, che a volte riservano sorprese come quelle capitate oggi in una delle chiese di Treviso. Sentiamo. Scena di un film che a Treviso è diventata realtà. Protagonisti due sposi che oggi in una delle chiese della città hanno fissato il loro matrimonio. Cerimonia come si conviene, preparata da mesi e in ogni piccolo particolare, a parte le fedi, che pare dovessero essere portate da uno dei testimoni della sposa. Ma come si dice, l'emozione gioca a brutti scherzi e così davanti all'altare, solo a cerimonia iniziata, ci si è accorti che le fedi non erano arrivate. Qualche attimo pare di vero panico da parte del responsabile, peraltro inchiodato al lato sposi, che ha pensato bene di scrivere un biglietto finito davanti al celebrante, il quale l'ha fatto girare ai genitori della sposa col risultato di mettere in moto una vera e propria staffetta per il recupero degli anelli. Il tutto ovviamente senza farlo capire agli sposi, già peraltro pare molto emozionati. Stratagemma è riuscito anche grazie al parroco, che ha arricchito la celebrazione nell'attesa che i corrieri nuziali arrivassero per lo scambio di rito. Tensione d'attesa pare durata in tutto una decina di minuti e felicemente terminata come si conviene. Tutto bene quello che finisce bene dunque? Non proprio, perché in questo matrimonio pare proprio che l'emozione abbia giocato brutti scherzi a tutti, anche agli invitati, con il risultato che all'uscita non c'è stato il lancio del riso semplicemente perché nessuno si è ricordato di portarlo. Forse non certo buoni auspici, ma tant'è. Intanto viva gli sposi. Uto Ughi e i solisti veneti hanno celebrato il maestro Claudio Scimone, scomparso il 6 settembre a Padova con un concerto unico. Abbiamo incontrato Uto Ughi durante le prove che hanno preceduto l'esibizione. Il maestro Scimone è stato, oltre che essere un grandissimo amico, è stato veramente uno dei grandi musicisti che ha prodotto l'Italia negli ultimi 50 anni e mi meraviglio che non se ne sia parlato di più subito dopo la sua morte, che qualche musicologo non abbia fatto un ritratto di Claudio Scimone, che è stato un formidabile divulgatore.
Uto Ughi, uno dei massimi musicisti italiani contemporanei. Nella Sala dei Giganti del Liviano, un concerto per ricordare a poco più di 2 settimane dalla scomparsa il maestro Claudio Scimone, nella sua Padova con i suoi solisti veneti. Tantissimi giovani anche stasera ad ascoltarla, anche questo pomeriggio nelle prove. Che cosa giustamente l'eredità di Claudio Scimone, lui è stato una luce illuminante per le nuove generazioni che verranno, a parte l'affetto che provava per lui l'orchestra, erano degli amici più che dei colleghi, faceva parte di una grande famiglia di musicisti innamorati della musica. Il concerto Il trionfo del violino di Uto Ughi e dei solisti veneti non è stato un concerto come gli altri, non poteva esserlo. È un concerto di ricordo di Claudio Scimone, perché esiste qualcosa di imponderabile che va al di là della scienza, dell'analisi, che è l'ispirazione. L'ispirazione non viene a comando. Allora c'è qualche concerto più riuscito perché è più ispirato. Ed è davvero tutto per questa edizione del nostro telegiornale, vi lascio le previsioni del tempo. Grazie davvero per averci seguito, buona serata. Ben ritrovati al meteo. Il tempo migliora sulle nostre regioni anche se rimane una nuvolosità diffusa un po' su tutti i settori, ma vediamo il dettaglio. Sul Veneto il cielo si presenterà parzialmente o irregolarmente nuvoloso, a tratti anche coperto sui settori montuosi. Non sono peraltro previste precipitazioni degne di nota. Diamo uno sguardo quindi alle temperature. Le minime saranno comprese tra 14 e 17 gradi. I valori massimi risulteranno invece oscillanti tra 20 e 25 gradi. Passiamo ora al Friuli Venezia Giulia. Anche su questa regione il tempo tornerà asciutto ovunque. Il sole sarà prevalente, sia pure con presenza di diverse nubi a carattere irregolare. Andiamo a vedere anche qui le temperature previste. Le minime saranno comprese tra 15 e 16 gradi. I valori massimi invece oscilleranno tra 21 e 25 gradi. Vediamo infine la situazione del Trentino Alto Adige, dove la giornata sarà all'insegna delle nubi, con il cielo che a tratti potrà anche coprirsi. Foschie sulle vallate trentine al primo mattino. Diamo uno sguardo anche alle temperature previste. Le minime saranno intorno ai 19 gradi. I valori massimi risulteranno invece oscillanti tra i 23 e i 29 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento.